onda Pop Economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Vado al massimo, vado al massimo, vado al massimo, vado con fedele, con fedele, con fedele. Voglio proprio vedere, e voglio proprio vedere, cioè voglio proprio vedere come va a finire. Buongiorno Alessandra, Pop Economia Rumore. Ricordo subito il numero WhatsApp agli ascoltatori 340 670 9659. A te la linea, Alessandra. Ed eccoci cara Natalia, e sì, andiamo al massimo insieme a Vasco Rossi naturalmente, martedì 26 maggio, e vediamo allora, cari amiche e amici di Radio Libertà e di Pop Economia Rumore, chi va al massimo e chi invece resta inchiodato al minimo. In due parole, chi sale e chi scende. Sale la Serenissima Venezia al massimo e premia il centrodestra, lo vediamo punto per punto, nota per nota alle 16:45 con il vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio. Sale economicamente il petrolio dopo la tregua violata e naturalmente stiamo parlando della guerra in Iran, e salgono, continuano a salire le borse, lo vediamo con il nostro esperto Buddy Fox tra pochissimo. Chi scende? Chi scende al minimo, ma proprio al minimo, è sempre l'energia. Dall'Europa niente deroga sull'energia. La UE continua a chiudere le porte alle richieste del governo italiano. Dice in sostanza sì alla flessibilità per la difesa, ma non per abbassare le bollette, le nostre bollette, le più care d'Europa. E già perché il costo dell'energia è ormai un tema, un costo esistenziale. Sapete chi lo ha detto? Stamane il presidente di Confindustria Emanuele Orsini durante l'assemblea annuale, e ha lanciato un appello per tutti: fermate la burocrazia europea. Perché? Perché è lunare, ha tuonato. E poi si è parlato di rilancio sul nucleare, salari troppo bassi. A proposito di salari troppo bassi, il lavoro, sì, quello scende sempre, e i salari con lui. Scende il lavoro ed è il caso Electrolux a fare rumore. Chiude, lo avevamo già accennato 2 puntate fa, la fabbrica di Cerreto d'Esi in provincia di Ancona, e in tutto il gruppo svedese prevede il taglio, sentite bene, di 994 operai e 725 impiegati, per un totale confermato anche oggi di 1719 persone che perderanno il posto. Ora lo sapete, questa trasmissione, questa radio, in particolare questa trasmissione, ha molto a cuore il tema delle imprese, il tema del lavoro. E questi numeri che cosa ci dicono? Che cosa ci dicono questi numeri, segretario Antonio Spera, segretario nazionale dell'UGL Metalmeccanici? È un piacere ritrovarla. Buon pomeriggio a tutti, grazie a lei. Ci dica un po' com'è la situazione in Electrolux. Ma la situazione è drammatica dagli annunci fatti dalla multinazionale. È drammatica perché il settore degli elettrodomestici, siamo consapevoli, sapevamo che è in forte difficoltà in Europa. Per questo abbiamo chiesto anche al governo di mettere in campo un piano, praticamente un tavolo che riguarda tutto il settore del bianco, per cercare di fare
fronte comune verso l'Europa, perché se non si interviene dall'alto sicuramente non riusciremo a mantenere gli impianti in Italia. Intanto, ecco, segretario Aspera, 994 operai e 725 impiegati. Ho detto numeri corretti? È così? Siamo a questi numeri? I numeri sono corretti, ma sono superiori a quelli che ha detto lei, perché poi ieri durante l'incontro al MINT con il ministro Urso, con il sottosegretario Fazzolani, praticamente sono emerse ancora altre cose, perché non c'era stato annunciato che Electrolux sta facendo un piano che non è solo un piano Italia, ma un piano globale dove probabilmente in questa prima fase ha fatto intendere che l'Italia non è più tra gli asset che loro vorrebbero portare avanti per quanto riguarda Electrolux, perché se questo è un piano di ristrutturazione, per quanto ci riguarda, per quanto mi riguarda, per l'organizzazione che rappresento, come abbiamo già ribadito ieri durante l'incontro con il governo, che questo è un piano di dismissione. È un piano di dismissione perché io c'ero quando abbiamo fatto quell'accordo sofferto nel 2014 con tagli importantissimi all'interno del gruppo, ma poi si sono succeduti ancora altri accordi, ne cito soltanto qualcuno, il 10 gennaio 2023 con l'uscita di circa 222 lavoratori, successivamente il 21 marzo 2024 con circa altri 170 lavoratori, quindi insomma è un continuo taglio occupazionale, perché poi a questi numeri che ha detto lei, per quanto riguarda i 300 esuberi su Susegana, i 256 su Porcia, i 106 lavoratori sul Solaro, i 241 di Forlì, dove verrà eliminato un intero reparto praticamente di forni a gas, la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi, e praticamente poi ci sono anche tutta quanta la parte di staff, dove ci sono sia impiegati che operai, per un totale di 1719 lavoratori. A questi si aggiungono ancora lavoratori somministrati, non ultimo un mese fa sono stati riconfermati circa 100 lavoratori, prorogati i contratti nello stabilimento di Forlì, e quindi è un continuo praticamente crescendo di numeri che va oltre i 2000 dipendenti su questo piano praticamente di una cura dimagrante che ha messo in campo Electrolux, perché non ha parlato dei 15 siti europei, circa i 19.100 dipendenti che hanno in Europa, ma si è parlato soltanto in Italia, si è parlato dei costi che loro hanno soprattutto in Italia per quanto riguarda i costi dell'acquisto dell'acciaio, per i costi praticamente dell'energia, e ormai questa è diventata una routine di ogni vertenza praticamente sui costi delle materie prime. Ma io credo che in Germania, dove in questo momento si producono piani e induzioni che sono piani dell'avanguardia, che probabilmente doveva e potrebbe produrre Forlì, i costi di produzione non sono sicuramente inferiori rispetto a Forlì, anche perché i lavoratori italiani hanno un know-how, hanno un'esperienza molto molto importante, in qualche superiore, diciamo, possiamo dire che è superiore alla media. È molto superiore, perché si è sempre detto che praticamente in Italia venivano allocati i prodotti di alta gamma vuol dire prodotti di qualità. Segretario, io in questi giorni l'ho seguita, ho visto molto impegno. L'impegno dei sindacati su questa vicenda mi sembra molto preciso, in particolare l'UGL. Voi che cosa state facendo? Qual è il vostro piano in sintesi? Ma noi innanzitutto quello che abbiamo ribadito ieri al Ministero, e posso anche spendere due parole per l'impegno da parte del governo, soprattutto del Ministro Urso, che si è dimostrato molto attaccato alla vertenza, ma soprattutto si è dimostrato una persona che è vicina ai lavoratori, vicina al mondo del lavoro, dove in primis quando lui ha aperto il tavolo ha respinto questo piano industriale. Noi abbiamo detto che per quanto ci riguarda come UGL Metalmeccanici è un piano industriale irricevibile.
siamo disposti a sedere a un tavolo, a fare dei ragionamenti, a giocare a carte scoperte, ma non si può giocare con una pistola puntata alla tempia, con una procedura di licenziamento collettivo. Quindi Molto abbiamo chiaro. chiesto il giorno 15 Electrolux si torni al tavolo del Ministero, dove noi abbiamo chiesto al governo che il tavolo del Mimit è un tavolo che rimarrà permanente e anche durante la vertenza con la presenza praticamente del governo. Quindi ci aspettiamo che il giorno 15 loro ritornino al tavolo e inizieremo a fare dei ragionamenti per capire quali sono le loro proposte e naturalmente quali sono i punti di caduta per vedere le complessità, ma soprattutto anche perché i numeri che loro ci hanno dato sono numeri che non ci convincono, perché se rimane questa impostazione di piano vuol dire che loro non vogliono più investire nel nostro paese. Ecco, Ministro Urso e Mimit che sono impegnatissimi perché ci sono tanti tavoli aperti, no? Mi sembra di vedere, e molto impegnato a districare tante situazioni. Quanti sono in tutto i tavoli aperti, segretario? Ce lo vuole ricordare? E poi questa avvertenza, questo tema, davvero un pianto su Electrolux, ci riconduce a quel che spesso, quasi sempre abbiamo detto con lei qui, abbiamo affrontato il tema caldo di Stellantis, e qui c'è una notizia. Allora, quanti sono i tavoli aperti? Quali quelli ai quali voi partecipate? Ma noi diciamo che come organizzazione sindacale siamo presenti quasi in tutti i tavoli aperti, perché ricordiamo ancora una volta che la nostra organizzazione è un'organizzazione rappresentativa su tutto il territorio nazionale, quindi parliamo di ST, parliamo di Iveco, parliamo di Leonardo, parliamo di tantissimi, di Ilva, parliamo di Terni, acciaierie, parliamo insomma di Asset, ABB, che naturalmente siamo presenti in tutte quante le multinazionali, che però molto di queste non hanno la necessità di ricorrere insomma a incontri ministeriali, fortunatamente, perché sono in salute, tra cui Leonardo Fincantieri, ma con Leonardo ci andremo per altri aspetti di acquisizione degli asset da parte sui 3 stabilimenti che si è acquisiti da parte di Iveco, ma sono aspetti completamente diversi. Completamente diversi. Ecco, Stellantis, prego, concluda pure. Si arrivava al Ministero con delle vertenze che erano superiori a 250 dipendenti. Oggi invece il Ministero si fa carico anche delle vertenze più piccole e quindi nonostante insomma che le vertenze sono tante, si fa carico anche di quelle più piccole che prima vengono gestite direttamente in regione. Diciamo che ecco, le chiedo due cose in conclusione. Altro tema abbastanza penoso, Stellantis, lo abbiamo affrontato molte volte, ribadisco qui con lei. Quali sono le novità su 2 poli caldissimi, Stellantis a Cassino e Stellantis a Termoli? Leggo qui, dice Filosa, la D di Stellantis, Cassino sì ha un futuro, ma la Regione Lazio dice Cassino non può aspettare, c'è un pressing anche sul futuro produttivo del polo di Cassino. E poi c'è Termoli, dove c'è sì il piano industriale, ma c'è un bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno, o forse quasi vuoto. Come stanno le cose lì? La prego di essere sintetico perché siamo in chiusura e volevo da lei sarò molto sintetico, anche perché pochi minuti fa è uscito anche un comunicato da parte con a capo la UGL Metalmeccanici sullo stabilimento di Pratola Sete, che è un altro stabilimento di Stellantis, dove c'è un carico di volumi in quello stabilimento, praticamente si arriva a 20 turni, a differenza dello stabilimento di Termoli, che in questo momento è uno stabilimento che è in difficoltà perché su Termoli si era giocata la Gigafactory, ad oggi non c'è più un progetto industriale per quanto riguarda le batterie in Italia. Noi abbiamo chiesto che venga allocato in qualche sito italiano la produzione o l'assemblaggio delle batterie. Da settembre partiranno i cambi e il DCT, che occuperà circa 350 lavoratori dello stabilimento di Termoli, e poi abbiamo chiesto che venga allocato una nuova motorizzazione, perché noi siamo esperti in Italia di motori, quindi si potrebbe tranquillamente portare un po' di meccaniche anche sullo stabilimento di Termoli. Per quanto riguarda Cassino in questo momento è uno stabilimento vuoto, uno stabilimento dove si continuano a fare annunci per quanto riguarda il restyling delle vetture, ma sappiamo bene che Stellantis in questa fase si è preso tempo fino a fine
a fine anno per capire che cosa vorrà fare sulle Maserati. Noi abbiamo chiesto un incontro con Cappellano entro il 16 di giugno, perché abbiamo partecipato all'incontro nella sede romana di Stellantis sul piano industriale presentato il 21 a Larghi Maglie, dove abbiamo apprezzato quello che sta facendo Stellantis, ma vogliamo entrare nei singoli stabilimenti per capire di più gli investimenti, sia i tempi per gli investimenti e quali saranno i prodotti. E là dovremmo avere anche una conferma di capire che cosa vorrebbero fare sullo stabilimento di Cassino. Probabilmente Vedremo allora. stanno lavorando su una joint venture su Pomigliano, che è stato portato un nuovo prodotto innovativo, e naturalmente per noi lo stabilimento di Cassino rimane uno stabilimento fondamentale. La cosa che ci rassicura è che loro hanno confermato che non ci saranno chiusure di stabilimento, quindi già si parte da un punto fermo. Adesso bisogna capire se Stellantis continuerà da sola sullo stabilimento di Cassino oppure andrà avanti con una joint venture. E allora noi seguiamo ovviamente gli sviluppi con il suo prezioso contributo, vedremo se Stellantis, cosa vorrà fare Stellantis da grande, vediamo cosa vorrà fare Stellantis da grande a Cassino, a Pomigliano d'Arco, come ha ricordato lei, e a Termoli. E salutiamo ovviamente tutti gli operai, i lavoratori che in questo momento ci stanno seguendo, anche chi non ci segue, e il nostro abbraccio è tutto per loro. E io ringrazio moltissimo lei e l'aspetto qui presto. Grazie dell'opportunità, buon lavoro e buon proseguimento di programma. Sempre con lei, sempre con voi e con il lavoro. E noi torniamo con la borsa. Chi sale? La borsa naturalmente, ve abbiamo detto anche martedì scorso, aspettiamo Buddy Fox, state con noi. Non dire je t'aime, dimmelo se ciò che provi è solo febbre che sale e scende, che mi fa male, i tuoi occhi blu clan dicono che stanotte è solo febbre che sale e scende, tu prendi me come un enfant per strada, in abito da gala, non ci amerà la fama, non cambierà la trama, 1000 lune passeranno e una ci sarà per sempre, per te che non vuoi scendere come la febbre. Ti sei preso una parte di me. Di nuovo a te la linea, Alessandra. Grazie Natalia, oggi il ritmo è ancora più serrato, c'è Clara a ricordarci che c'è chi scende, chi sale e che c'è una febbre. Non è la febbre da cavallo, ma è febbre da borsa. Buddy Fox, esperto di borsa e mercati, Pagnino Missino, a che piano sei oggi? Attico, superattico? Piani alti ma pronto a scendere. Buongiorno a tutti. Scendi, dimmi quando stai scendendo, sei in ascensore, sei a terra, dove sei in questo momento collocato? Dimmi, così posso cominciare. Io scendo, però la borsa sta sempre su, sta ai piani alti. E allora però tu devi scendere, perché noi siamo qui sull'economia reale, piantati bene a terra, anzi neanche tanto, perché ci sentiamo tremanti, perché le tasche si stanno svuotando. Hai sentito cosa ha detto Orsini stamattina? Contro la UE ha tuonato, ha parlato di lavoro, ha rilanciato sul nucleare e ha detto così: basta burocrazia, i salari sono troppo bassi. E invece in borsa come vanno le cose? La borsa sta salendo contro tutte le indicazioni, contro i gufi, contro il mainstream. Perché questo salire continuo, Buddy? Continuaci a spiegare. Allora, intanto facciamo una segnalazione, c'è un articolo oggi sulla Verità di Giuliano Zulin, persona che conosciamo, e che racconta appunto il record di Piazza Affari contro tutte le previsioni che erano state fatte 3 anni e mezzo fa, cioè quando era stato eletto il governo, aveva vinto il governo di centrodestra di Giorgia Meloni, e le Cassandre, che non ero io questa volta, dicevano che preoccupazione per i nostri conti, preoccupazione per lo spread, preoccupazione per il BTP, e chissà dove sarebbe finita Piazza Affari. L'indice, ricordo, era a 22.000, andò a 20.000 nell'ottobre del 2022, nasce il governo Meloni e oggi siamo a 50.200 punti circa, che è il record storico di Piazza Affari del marzo 2000, quando al governo c'era D'Alema.
Oggi, E allora la blocco qui, siccome il tuo motto è, e lo facciamo nostro a questo punto, l'importante è capire, ci spieghi perché? Why? Perché? Allora, innanzitutto c'è la liquidità, che è, come la possiamo spiegare in maniera semplice per far capire a tutti. Se io metto benzina, c'è la benzina per un'auto e partecipo a un gran premio, c'è tanta benzina, l'auto può correre. Ecco, in questo caso c'è tantissima liquidità, che è come fosse la benzina per le auto, c'è tantissima liquidità e i titoli corrono. Ma perché corrono e quali titoli corrono? Corrono i titoli della nuova rivoluzione industriale, che è l'intelligenza artificiale. E lo abbiamo detto tutti i martedì, ormai lo diciamo, quindi l'intelligenza artificiale dà la pista, si ingrana la marcia con lei per arrivare al salire della borsa. È così? E a noi come ci aiuta questa intelligenza artificiale, a noi che siamo qui al piano terra? Allora, a noi ci aiuta solo se investiamo nei prodotti giusti, perché ci permette di guadagnare su questi rialzi che non sono ancora euforici come quelli del 2000, ma un po' si avvicinano. Purtroppo per chi invece è un lavoratore, l'intelligenza artificiale, come ha detto anche il Papa, è una fonte di preoccupazione, perché ci saranno sicuramente delle opportunità, dei nuovi lavori che nasceranno, però ci saranno anche dei vecchi lavori che rischiano di morire. Io ti faccio adesso, sperando di creare delle emozioni nei tuoi radioascoltatori e sicuramente sbloccherò dei ricordi, ti ricorderò un titolo... Sbloccaci il ricordo e dacci anche, ti prego, qualche motivazione in più, perché le emozioni ci sono, Buddy, ma quel che manca, quel che percepisco io, mancano le motivazioni. Vedi un po' cosa puoi fare. Allora, i titoli dei giornali di 26 anni fa erano Tiscali supera Fiat. Cosa voleva dire? Voleva dire che una società piccola di Cagliari, che era una internet company, aveva superato come capitalizzazione un colosso a dei tempi che era la vecchia Fiat. Questa società Tiscali non faceva utili, praticamente non li ha mai fatti, ma aveva creato nell'immagine dei piccoli risparmiatori dell'epoca, aveva creato un sogno di diventare ricchi semplicemente investendo nella speranza del futuro. Oggi ci troviamo in una situazione diversa, perché questi titoli che corrono non ci creano l'entusiasmo che ci creavano una volta, però possiamo dire che investendo sui mercati, ovviamente non sarà sempre rialzo, ma ci saranno molti rialzi, possiamo vedere grandi rivoluzioni. Abbiamo detto tecnologia, ma nel nostro piccolo di Piazza Affari ci sono anche le banche. Perché dico le banche? Perché c'è una sorta di conflitto tra la old economy, che è quella creata dall'industria che rischia di scomparire, e dalle banche tradizionali, e la new economy. Cosa succede in questo scontro? Succede che le old economy, non è un bellissimo paragone, però per immaginare, si capisce molto bene, dobbiamo immaginare due eserciti che si contrastano. Come fa un esercito meno attrezzato come quello della old economy a combattere contro un esercito più attrezzato che è quello della new economy? L'unico modo è aumentare di numero, diventare sempre più grande. E come si fa questo? Si fa con le fusioni. Noi abbiamo assistito alle fusioni tra le banche che non sono finite. Quindi, perché avvengano queste fusioni, le banche diventeranno sempre più grandi. Sempre più grandi vuol dire quotazioni che vanno sempre più in alto. Oggi l'Ovaglio di MPS ha detto una cosa che fino a qualche anno fa sembrava inverosimile. E cosa ha detto? Che tutte le strade portano a Siena. Noi ci immaginiamo 10 anni fa Monte dei Paschi di Siena. Cosa c'è? Ecco, ti stavo per dire cosa c'è a Siena, Monte dei Paschi di Siena. Ah, quindi tutte le strade portano a Siena. Io pensavo portassero a Roma, vedi un po'. E invece vedi come la finanza cambia anche i detti più antichi, i proverbi più antichi. Quindi le persone che hanno creduto nel Monte dei Paschi oggi vedono grandi ritorni e ci sono grandi rivoluzioni e possiamo dire che la nostra, uso una cosa che potrebbe sembrare una bestemmia, non abbiamo la Silicon Valley in Italia, ma i nostri titoli tecnologici da traino sono le banche. Attenzione però, perché ci sono anche delle belle novità che hanno un futuro, come Tecnoprobe, e Tecnoprobe è un'azienda di semiconduttori che giusto la settimana scorsa ha superato per capitalizzazione un colosso come
la cara Stellantis. La differenza Ecco, di cui tra le parlavamo cose... poco fa con il segretario nazionale dell'UGL Metalmeccanici Spera, la cara Stellantis, e quindi? La differenza rispetto al titolo che ti ho detto prima, Tiscali supera Fiat con Tecnoprobe supera Stellantis, è che Tecnoprobe ha un futuro e soprattutto fa utili. Quindi c'è crescita anche in Italia. Allora, Badi, sono le 16:26, io voglio essere super puntuale, anche perché si corre con te, c'è sintesi, c'è anche motivazione, mi sembra di capire. Due cose. Hai parlato di banche, mi viene in mente, sempre perché io ho l'occhio a terra sull'economia reale, ma perché c'è questa sfiducia sulle banche da parte dei cittadini, delle persone comuni, di tutti un po' noi? Va, ci metto anch'io, se c'è poi questa sfiducia, perché tu hai parlato di banche, no? È qualcosa che magari viene visto molto alto. Come possono aiutarci le banche? Una battuta veloce e poi voglio andare molto in là, però non tanto in là perché poi i ricaschi sono anche su di noi, voglio andare in Fed. Vai. Beh, diciamo che in questi 26 anni sono passate dall'euforia della bolla internet, sono passate molte delusioni e molte amarezze. Pensiamo ai casi Parmalat, Ciri, obbligazioni argentina, la grande crisi finanziaria del 2008, gli spread che hanno portato molti i cosiddetti NPL del 2011 che hanno portato in crisi l'Italia. Quindi la gente che prima si fidava delle banche e le banche prestavano loro molto denaro, sai il detto di Mark Twain diceva sempre che la banca è quel soggetto che ti presta l'ombrello quando c'è il sole e te lo toglie quando piove. Quindi è ovvio che nei tempi, con tutte queste amarezze, si è creata una certa sfiducia, però adesso che c'è tutta questa liquidità e c'è comunque questa rivoluzione che porterà, vuoi o non vuoi, a una crescita, bisogna avere una maggiore fiducia, buttare il cuore oltre l'ostacolo, perché c'è la possibilità di fare molti investimenti. Però bisogna prendere le strade giuste, quindi bisogna capire dove stiamo andando. Bisogna capire, perché l'importante è capire. Tu hai parlato di un grande umorista, hai parlato di Mark Twain, hai parlato di fiducia. In una battuta, proprio una, perché abbiamo un minuto, meno di un minuto, tu ti fidi di Kevin Walsh, che è riuscito ad andare alla Fed come capo della Fed, alla fine ce l'ha fatta, il nuovo presidente Fed? Allora, Kevin Walsh, ti dico una bella notizia e una brutta notizia. La brutta notizia è che non taglierà i taxi. La bella notizia buona. È che forse, sì, la buona notizia è che forse... Buona voglio dire, ecco, la buona notizia qual è? Perché io voglio venire subito alla buona. Perché l'economia va bene. Ricordiamoci un anno fa con i dazi di Trump che si diceva arriverà la recessione. Io non l'ho vista, non so tu. E non taglierà i dazi, quindi, non taglierà i tassi, volevo dire, non tassi, taglierà ovviamente. I tassi, forse li aumenterà, ma perché l'economia va bene. Bene, e allora con questa parola bene che è uguale a positività, uguale a motivazione e quindi anche ad emozione, io ti devo lasciare purtroppo. Ti saluto e ti ringrazio, ma ti aspetto, perché il filo che stiamo tracciando credo sia davvero importante per capire meglio dai piani alti ai piani bassi l'economia reale, dalle borse all'economia reale. Grazie a Buddy Fox, guardate, scorrete la sua mitica rubrica Panino e Listino. Ciao. Grazie a voi, ciao, arrivederci. E andiamo in pausa e poi parliamo di politica, di amministrative, tutto di più. State con noi, Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio.
Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda Rumore. Mi è sembrato di sentire un rumore. Se si rompe taglia come il vetro. Corro come dentro un bosco, dentro questo inferno più difficile. Questo amore dimmi quanto costa, ti senti un'ombra qua vicino a me. Non ascolti quando grido e nemmeno se touch. Non ascolti quando grido. Non dire se tem, dimmelo se ciò che provi è solo febbre che sale e scende. Di nuovo a te la linea, Alessandra. Grazie Natalia, e allora è febbre di politica, è febbre da amministrative, è ancora clara e mi pare chiaro che a Venezia stravince il centrodestra, anche in Reggio Calabria succede questo, e ora vediamo anche le altre città e vediamo tutto e di più con Antonio Noto, Istituto Demoscopico, Noto Sondaggi, presidente dell'istituto. Ben ritrovato, buon pomeriggio Antonio. Buon pomeriggio Alessandra, buon pomeriggio a tutti. È un piacere ritrovarti perché così tu ci fai capire tutto meglio, no? E di più, perché c'è tanto, davvero c'è tanto da dire. E allora, la vittoria in Laguna galvanizza il centrodestra. A vincere è un giovane, 38 anni. Mi piace molto questo caso, questo personaggio. Mi sono letta un po' tutto su di lui. Spero presto di intervistarlo. Lui è Venturini e la sua è una lista personale che sbanca con oltre il 30%. Qual è stato l'elemento, il fattore premiante per questa vittoria alla quale il centrodestra non è che aveva creduto, perché al di là di Matteo Salvini, di ministro Piantedosi e Crosetto che si erano recati in visita lì, il centrodestra non aveva partecipato quasi per niente a questa partita, dandola per persa, e il centrosinistra prende una bella cantonata. Allora, quali sono i fattori premianti? Lui è uno scout, formazione scout, ha fatto una lista civica. Dici un po', Antonio. Sì, c'è qualcosa di più e forse quel qualcosa di più ci dà anche un po' l'indicatore, no? Di cosa chiedono i cittadini alla politica. Venturini non è un illustre sconosciuto, è un assessore da 11 anni della giunta di centrodestra del comune di Venezia, cui sindaco è stato, sarà forse ancora per qualche ora a Brugnaro. E la lista civica Venturini era una lista molto forte perché erano presenti ben 4 assessori uscenti e ben 12 consiglieri comunali uscenti. Questo io lo sto dicendo perché è un valore positivo, no? Perché vuol dire che non si apprezza il candidato solamente per quello che racconta, ma l'apprezzamento è anche per quello che ha fatto. Ecco, su Venturini c'è stata una prova del 9, nel senso, essendo assessore, ecco, i cittadini hanno potuto evidentemente apprezzare quello che lui ha fatto in questi anni. E questo è un po' l'indicatore che esce da questa particolare elezione veneziana, no? Anche dandoci un messaggio completamente diverso rispetto al referendum. Il referendum è stato un momento depoliticizzato in cui non si è votato rispetto ai partiti, ma quando poi sulla scheda compaiono i partiti, compaiono i candidati, ecco che il comportamento dell'elettorato varia in maniera significativa. Per cui c'è stato un voto probabilmente non di pancia, ma un voto razionale, e si è premiato, cioè chi ha votato Venturini probabilmente non solo ha votato Venturini per il futuro, ma anche ha votato Venturini per quello che è stato nel passato, visto che comunque è stato un amministratore per un tempo, così lungo. Quindi, Antonio, tu mi stai dicendo, risintetizzo, che è una prova del 9, che i cittadini poi sono presi, no, all'atto finale del voto dalla buona amministrazione, quindi che il buon amministrare paga, e che un referendum, e mi riferisco al fondo di questa mattina sul Corriere della Sera di Francesco Verderami, non fa primavera. Questi sono 2 elementi che ci danno un po' il titolo, no? La lezione, è così?
È esattamente così, nel senso che in politica non bisogna mai galvanizzarsi e mai deprimersi per un risultato soddisfacente o insoddisfacente. A Venezia il no al referendum costituzionale, intendo, ha totalizzato il 55% e quindi vuol dire sì al 45%. E si era partito dalla considerazione che i no fossero tutti di un'area politica dell'opposizione e i sì, diciamo, fossero tutti del governo. Invece, se fosse stato così, ovviamente il candidato del centro-sinistra Martella avrebbe vinto col 55 contro il Ecco, appunto, 45. Martella che ha preso una bella batosta, no? Inimmaginabile. Oggi parla anche l'ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, il filosofo, dice: mamma mia che batosta, mio nipote Tommaso avrebbe preso più voti di lui. Martella si era speso molto per questa campagna elettorale, e allora cerco anche di chiederti, sintetizzando un altro concetto di cui abbiamo parlato spesse volte con te, 3 punti, diciamo, se questi, dimmi tu se questi 3 indizi possono fare una prova. Cioè, le amministrative, tu ci insegni, sono sempre un caso a parte, ce l'hai spiegato tante volte. Che cosa conta in tutto questo? Conta che il campo largo può essere un campo morto, cioè questo campo largo che comunque non riesce a sfondare, e poi che il candidato, la persona, la faccia di un amministratore che si è ben speso conta più di tutto? Ecco, sicuramente condivido il secondo punto. Il primo punto no, perché è un po' quello che dicevo prima, non bisogna mai illudersi e mai deprimersi, no? Perché è vero il campo largo a Venezia ha fatto una brutta figura, ma a Pistoia, a Prato, comunque sia, ne è uscito bene. Quindi probabilmente non è di per sé l'appartenenza politica che fa la differenza, ma è probabilmente la qualità del candidato. Però volevo dire una cosa rispetto a quello che tu dicevi, no? C'è da dire, probabilmente è anche cambiato il modo di fare la campagna elettorale. Ecco, il campo largo ha puntato molto su Venezia, tutti i leader del campo largo sono stati a Venezia a favore di Martella, ma siamo sicuri che questo modo di fare campagna elettorale attrae ancora consenso? Siamo sicuri che i leader nazionali aggregano consenso a livello locale? E non è che magari il cittadino vuole vedere un leader locale libero dai condizionamenti esterni dei partiti nazionali? Ecco, questa è una domanda che mi pongo, non ho la risposta, però ecco, è un tema. È un punto che noi possiamo anche rappresentare, che rilasciamo anche alle nostre ascoltatrici e ascoltatori, vediamo un po' cosa ne pensano, no? Perché poi in fondo essere legati e il saper amministrare può fare la differenza, l'abbiamo visto in questo caso. Andiamo un po' anche a sinistra, c'è un De Luca che si afferma, il fantastico De Luca che si afferma, no? Anche questo era contro i pronostici, secondo i pronostici, come la vedi questa affermazione? Vabbè, De Luca è un caso a sé, fondamentalmente. De Luca per la terza volta si è candidato, cioè la quinta volta si è candidato a sindaco, ma per la terza volta si è candidato a sindaco chiedendo al PD di non presentare la propria lista. Quindi paradossalmente ha trionfato De Luca col 55% dei consensi, vabbè, diciamo era abbastanza scontato, non è questa la novità. Ma la novità è di una politica nazionale, come in questo caso, che fa difficoltà ad interagire poi con chi a livello locale veramente porta voti. C'è un partito nazionale che decide autonomamente di non correre la partita a Salerno, ecco, vuol dire, diciamo, c'è qualcosa che non va. Tanto è vero che a Salerno c'è stato un candidato a sindaco, espressione di AVS e del Movimento 5 Stelle, che ha corso contro De Luca, no? Anche qui è un po' il segno, non so se è un segno di vittoria di De Luca o un segno di sconfitta della politica a livello nazionale, no? Perché sicuramente la reputazione dei partiti nazionali rispetto a quello che è stato lo scenario elettorale di Salerno ne è uscita sicuramente molto male. Ecco, la domanda conseguente a queste tue risposte: i cittadini, diciamo, dai tuoi sondaggi, dalle tue ricerche, dalle tue rilevazioni, in cosa si identificano di più? Nel voto utile, quindi nel voto al sindaco oppure all'amministratore che si è speso bene, oppure più sono ancora legati oggi nel 2026 al voto ideologico? Allora, è una terza, nel senso che il voto utile è un po' il racconto che ci fa la politica.
Il voto ideologico ha sempre minore appeal. Teniamo presente che oggi il 50% degli italiani vota per appartenenza politica, il 50% degli italiani non se ne frega, cioè non ha un'appartenenza politica, potrebbe votare oggi un partito di destra e domani a un'altra competizione elettorale un partito di sinistra. Ecco, questo è un po' il profilo elettorale che sta più emergendo, no? C'è un italiano meno fidelizzato al partito e più invece che cerca la motivazione, l'emotività, cioè deve credere in un leader ma deve credere anche a un partito. Ecco, non vale più il concetto di qualche anno fa, il leader forte. Ci vuole un leader forte, ma un leader forte deve anche creare un partito forte. Allora gli italiani si fidano di un leader, di un sistema, diciamo, in cui c'è sia una forte leadership ma anche una forte base di consenso a livello di partito. Ecco, è l'unione tra questi due fattori che può dare invece il valore aggiunto. Ecco, un'ultima battuta perché sono le 16:42. Stamane c'è stata l'assemblea annuale di Confindustria che ho seguito e il presidente di Confindustria li ha menate duro, nel senso che non le ha mandate a dire, ha parlato di debito comune europeo, sì, ha parlato di Europa, serve una svolta sul debito comune, ma servono anche regole chiare, soprattutto troppa burocrazia, fate qualcosa, liberiamoci perché questa burocrazia ci attanaglia e non ci fa fare praticamente pragmaticamente. E poi ha parlato di deserto industriale e ha parlato di salari lanciando anche sul nucleare. Perché dico questo? Perché la trasmissione si è aperta con l'UGL, il tema del lavoro, abbiamo parlato di Electrolux con il segretario nazionale dell'UGL dei metalmeccanici Antonio Spera e io qui parlo sempre di lavoro e di imprese. Quanto i cittadini sono sensibili al tema del lavoro e quindi al tema dell'economia reale e tutti i suoi derivati, le bollette in primis, ma soprattutto il lavoro, il tema di lavoro e quanto questo è fondamentale anche per una decisione elettorale da parte dei cittadini. Il tema del lavoro continua a essere prevalente nell'agenda degli italiani. Purtroppo è un tema evergreen. Quando un tema è evergreen produce più delusione che attenzione, no? Ecco, rispetto al lavoro, diciamo, sia quando ci sono stati i governi di centrodestra, i governi di centrosinistra, poi la popolazione ne è uscita sempre un po' delusa. Adesso, al di là di quello che ha detto oggi il presidente della Confindustria, ecco, il tema del lavoro è un tema essenziale per il cittadino, perché il tema del lavoro colpisce ogni famiglia ha un problema legato al lavoro, per il figlio, per la moglie, per se stesso, perché magari lavora ma non ha un reddito sufficiente per poter vivere, perché poi il problema del lavoro è tanto, non è solo l'occupazione ma anche il valore che si dà all'occupazione, insomma, ecco, per cui però ecco, io vedo che la politica è un po', come dire, attenta, forse non c'è ancora una ricetta, ecco, vedo più che altro che non c'è ancora una ricetta e quindi non essendoci una ricetta si fa fatica ancora a proporre modelli che possono invece aiutare i cittadini rispetto al tema del lavoro. Diciamo un tema del lavoro che è identificato un po' a sinistra, no? Perché la sinistra prende questo tema del lavoro e lo fa tutto suo, ma è davvero di sinistra il tema del lavoro, è davvero di sinistra il tema delle bollette, della povertà energetica. No, ma infatti Di chi sono questi temi, Antonio? Spiegaci un po'. Sì, assolutamente no. Questi sono temi trasversali che non riguardano l'appartenenza politica. Su questi temi, quando noi chiediamo ai cittadini come dire, l'impatto di questi temi nella loro vita quotidiana, non registriamo un impatto diverso tra un elettore di sinistra e un elettore di destra. Quindi questi sono temi trasversali, ma che la politica purtroppo li ha tradotti come tema di parte e quindi finché rimane tema di parte diventa difficile la risoluzione. E allora ti chiederei di stare altri 5 minuti con noi perché c'è un ritardo del senatore Centinaio, non so se riuscirà a partecipare, mi sta scrivendo in questo momento oppure si collegherà più tardi, comunque noi lo aspettiamo. E tu hai fatto dei sondaggi, li hai presentati Rai 1 a porta giorni fa, vuoi diciamo così risintetizzarceli?
Ma sicuramente negli ultimi mesi, dopo il referendum, insomma, ecco, c'è stato un riavvicinamento fra le due coalizioni. Insomma, ecco, oggi il campo largo è ancora secondo, però si è avvicinato molto al centrodestra. Ma che cosa accade invece al centrodestra? Diciamo un po' il tema che si sta discutendo anche di queste ultime ore, dopo il caso di Vigevano, no? Ma quanto il partito di Vannacci può impattare sull'elettorato del centrodestra o sull'elettorato della Lega in particolare. Ecco, nelle ultime nostre rilevazioni risulta che Fratelli d'Italia addirittura è in incremento, cioè nel senso è aumentato di mezzo punto nell'arco delle ultime 2 settimane. La Lega è stabile intorno a 7. Perché dico stabile? Perché ormai da qualche mese che è intorno a 7, prima del partito di Vannacci era intorno all'8, no? Quindi possiamo dire che rispetto alla Lega non è che Vannacci non abbia impattato, però finora ha impattato in maniera marginale, ha tolto solamente un punto alla Lega. Al contempo però noi quotiamo Vannacci intorno al 4%, per cui la domanda è: ma da dove prende allora i voti Vannacci? Ecco, dalle nostre analisi prende i voti Vannacci, prende... perché questo è un grande mistero, io sinceramente non riesco a capirlo personalmente. Ecco, dalle nostre analisi risulta appunto che l'1% lo prende dalla Lega, di quel 4%, no? Ok, e questo ci sta. Ma il rimanente 3% lo prende da parte di un elettorato di destra estrema, ma soprattutto una parte di elettorato che si è astenuto sia alle elezioni europee che alle elezioni politiche. Quindi nella realtà impatta poco nell'elettorato del centrodestra e il grosso lo prende da un elettorato che comunque o non avrebbe votato i partiti del centrodestra. Quindi diciamo questo fenomeno anche di Vigevano, no? Di cui si sta parlando, è riconducibile più forse ad un fenomeno locale e meno ideologico, mi stai cercando di dire, Antonio? Perché diciamo adesso non si capisce bene questo tipo di elettorato fluido. Non si capisce, però sappiamo anche che le elezioni locali, amministrative non sono, cioè il risultato non può essere proiettato a livello nazionale. Poi per carità Vannacci potrà arrivare anche al 20% a livello nazionale, ma non è Vigevano che ci fa capire se Vannacci è al 14 o al 4%, perché le elezioni amministrative sono influenzate anche dalla forza dei candidati di quel particolare territorio, perché è vero che Vannacci a Vigevano ha preso il 14, ma è vero anche che in molti altri comuni invece ha avuto un risultato abbastanza marginale, per cui quello che è successo a Vigevano ovviamente è un grande valore per Vannacci, ma è una cosa correlata a Vigevano. Poi lui dovrà essere bravo ovviamente a creare il modello Vigevano a livello nazionale, ma non è una scommessa facile, insomma. Ecco, non è una scommessa facile, chi vivrà vedrà. Noi vogliamo vedere amministratori che lavorano sempre di più, perché credo che questa sia la cifra della politica del momento, non trovi? Io credo questo, da quello che sento in metro, da quello che sento nei mezzi pubblici, da quello che sento al supermercato, la gente vota per chi fa le cose pragmaticamente, le cose semplici, le cose di tutti i giorni, chi dà non un aiuto, perché non deve essere un aiuto, chi dà una risposta. Come vedi questa mia percezione personale? No, è così, è condivisibile ovviamente, ecco. C'è sempre, rispetto alla politica odio-amore, no? Abbiamo visto poi gli italiani votano di meno rispetto agli anni scorsi, però comunque vanno a votare. L'Italia è rimasto uno dei paesi occidentali comunque col tasso di affluenza più alto, no? E ovviamente forse anche uno dei paesi occidentali in cui c'è più criticità nei confronti della politica, quindi la politica è rimasto comunque come punto di riferimento e continua a esserci questo rapporto odio-amore, ma non è che gli italiani si stanno disinteressando dalla politica. Forse ogni italiano vuole la politica in maniera diversa, ecco, però la logica è diversa, non si è perso l'appeal, il rapporto tra i cittadini e la politica. Bene, allora io ti ringrazio, Antonio, sono le 16:50, ti saluto e ti rinvito certamente prestissimo per farci comprendere meglio come vanno non le rilevazioni, ma proprio le percezioni, il sentimento, mi piace dire più il sentimento che sentiment, come va di moda, dei cittadini e quindi degli elettori e quindi dei consumatori, perché poi noi tutti siamo consumatori. Non dico questo a caso perché mi ricollego alla parte principe della nostra trasmissione, quella parte pop, quella parte popolare che tutti ci contraddistingue prima o poi.
Grazie ancora grazie. e a presto. Grazie. 16:50, chiudiamo un pochino prima. Il senatore Gianmarco Centinaio mi sta dicendo che non può collegarsi per l'orario, diciamo così, concordato, ma lo farà prestissimo. E a lui devo chiedere tante cose dobbiamo chiedere. E allora io vi saluto, vi ringrazio e vi do un appuntamento pop, sempre quello che fa rumore, a martedì prossimo. Ciao, un abbraccio a tutte e a tutti. Avete ascoltato Pop Economia.